Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei video messaggi d'amore e quest'oggi vi voglio presentare un ragazzo che dopo una grande sua insistenza, che ci ha mandato dei messaggi, telefonate eccetera eccetera, mi ha chiesto di venire a Castelvetrano per accontentarlo perché vuole fare un video messaggio. Ve lo presento subito, si chiama Baldo e ha 16 anni ed è di Castelvetrano. Ciao Baldo. Ciao Alberto, ciao a tutti. Allora tu hai 16 anni e sei di Castelvetrano, giusto? Volevo fare un video messaggio a mio cognato che abita a Marsala per, non lo so, siccome io volevo fare questa sorpresa per questo. Va bene, dimmi Baldo, ma tu la nostra trasmissione la vedi? Sì, Ti piace? Sì, è bella, la seguo, anche la mia famiglia la segue moltissimo Quando è che hai pensato di telefonare a Strano Amore Siciliano? ed un paio di settimane fa, siccome ho pensato, io ho detto volevo fare una sorpresa a mio cognato e per questo infatti ho telefonato perché gli volevo mandare un video messaggio d'amore, così. E noi di Strano Amore Siciliano ti abbiamo accontentato. Va bene Baldo, allora tu sai come funziona la cosa, lì c'è la telecamera, puoi fare il tuo video messaggio d'amore come se tuo cognato, dato che ci tieni tanto a tuo cognato, quanti anni c'ha tuo cognato? 23. 23. Come si chiama? Massimo. Massimo. E allora lì c'è la telecamera, fai il tuo video messaggio d'amore rivolto verso Massimo come se Massimo fosse di fronte a te, ok? Dai, vai. Ciao Massimo, ti ho voluto fare questa sorpresa perché ti volevo dire di stare attento a Giuseppina e ovviamente mi raccomando fai il bravo, se no lo sai cosa ti succederà. Ti voglio bene, ti amo tantissimo da quando ti ho conosciuto. Ciao. Tu ami tuo cognato? Sì. Da quando l'hai conosciuto? Sì. Scusa, la prima volta che mi succede di sentire una cosa del genere. Comunque, lo vuoi bene, sì. Certo, Ci no. tieni tantissimo. Sì. Se non si comporta bene tuo cognato, che cosa gli fai? Ah, non te lo puoi immaginare. Non se lo puoi immaginare cosa gli succede. Perciò gli conviene comportarsi bene. Certo, Massimo, certo. 23 anni di Marsala. Sì, sì. Praticamente com'è che ti viene cognato? Lui è fidanzato con tua sorella? Sì, si conoscono da un anno quasi, abita a Marsala, mia sorella l'ha conosciuto al lavoro ed è venuta a casa nostra e da quando l'ho visto mi è sembrato una brava persona perché a mia sorella la vuole molto bene per questo. Di conseguenza lo vuoi bene anche tu? Certo, ci mancherebbe altro, è un tipo molto scherzoso, affettuoso e per questo insomma ci vado molto d'accordo con lui. Va bene, bene Massimo, hai sentito? Qua c'è tuo cognato che ti vuole bene, quindi non deluderlo, comportati bene soprattutto con sua sorella. Che dire ancora? Un saluto ad Alberto, un saluto anche da Baldo. Ciao, a dopo. Oh yeah!